Buonasera ragazzi, oggi è fatto dappertutto, però soprattutto si sono infranti dei record. Infatti in Francia si sono arrivati oggi verso le 3, 3:20 più o meno, a 42,4 gradi e l'ha annunciato diciamo il Twitter medio francese, diciamo su Twitter, quindi medio francese ha pubblicato su Twitter questo nuovo record. In effetti una cosa così non si era vista dal 28 luglio del 1947, quando poi a finale non era di 42,4 ma era di 40,4, quindi 2 gradi in meno. Quindi bisogna andare nel 1870 per trovare una cosa così. Quindi figuratevi che è destinata anche a salire questa temperatura, quindi è stato battuto il record francese. In effetti ci sta proprio un'allerta rossa a Parigi, quindi questo è un livello che non hanno mai raggiunto mai a Parigi, quindi la capitale francese si ritrova per la prima volta a combattere con questo 42 gradi, quindi diciamo una cosa molto pazzesca, perlomeno per quanto riguarda Parigi ragazzi, quindi immaginate più 42, i francesi secondo me sono usciti pazzi oggi, secondo me la Torre Eiffel è andata a fuoco quasi, quindi in effetti questo giorno è stato pesante un po' dappertutto, però quello che ha fatto scalpore è stato proprio la Francia. In effetti anche la Commissione Unione Europea ha annunciato misure straordinarie perché giustamente manca anche l'acqua per il nutrimento degli animali, quindi diciamo che c'è un po' di casino con questo calore un po' tutta Europa, quindi diciamo che stanno cercando di distribuire nel migliore dei modi agricoltori, quelli che hanno gli animali e tutte queste persone. Diciamo che non ci sta la crisi idrica, però stanno cercando di, come si dice, di dividere per bene, quindi perché per il momento di piogge non se ne parla proprio. Forse domenica, come abbiamo detto, sabato e domenica a nord, diciamo tra le Alpi e il nord Italia, dicono che pioverà, come hanno detto pure stasera un amico Samuele, mi pare che aveva detto che anche in Campania domenica piove, fosse a Maronna. Mo non lo so, il nord io l'avevo letto, in Campania non lo so, però se piove non mi dispiace ragazzi, quindi non lo so. Comunque oggi è stato sfatato questo tabù a Parigi con 42,4 gradi registrati alle 3:20. Diciamo questo è l'orario più o meno. Già alle 13:40 era arrivato a 41 gradi e quindi già aveva passato in effetti questo record, però arrivando a 42,4 ha passato proprio il record dei record, quindi adesso devono passare 42,4 gradi per passare questo record, quindi ora il record è questo. Anche in Belgio comunque ragazzi ci sono stati diciamo 40 gradi, diciamo che in tutta l'Europa in effetti i valori sono altissimi, quindi ragazzi non ci stanno santi, abbiamo questa ondata proprio africana come la chiamo io e non possiamo farci nulla. Ragazzi vi auguro una buona serata e ci sentiamo più tardi ragazzi.